Scattano i presidi di polizia itineranti nelle zone della Movida, preoccupano le risse e gli episodi violenti con presenza di coltelli, su cui lavoriamo con grande attenzione, ha spiegato a Tele4 il questore Fredella. È stato fatto saltare in aria nottetempo il bancomat posizionato in corrispondenza di un supermercato di Bertocchi a poca distanza dal confine, posti di blocco anche in direzione di Trieste da parte della polizia slovena. Il nuovo socio non basta, la situazione rimane incerta. A Trieste ancora preoccupazione per il futuro fra i lavoratori della Startech e i sindacati riunitisi stamattina in assemblea. Il femminicidio non esiste, non si fanno differenze di genere, così Angelo Lippi, referente del Comitato di Trieste di Futuro Nazionale, che sottoscrive le parole del generale Vannacci che hanno creato una bufera a livello nazionale. Nasce l'Excellence Academy di Generali, polo globale per l'intelligenza artificiale, le nuove competenze che avrà sede a Trieste a Palazzo Berla. La chiusura del tratto basso di via commerciale per lavori a Cegas comporterà da domani, martedì 16 giugno, modifiche ai percorsi delle linee degli autobus 28, 30 e 64. E conto la rovescia per l'iscrizione ai campionati, fra mille incognite per la pallacanestro Trieste, la Triestina una scadenza che chiarirà per entrambe anche il futuro societario. Buonasera, bentrovati a una nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. Controlli rafforzati da parte delle forze di polizia nelle aree calde del centro cittadino di Trieste. Preoccupano risse e accoltellamenti. Con l'estate si teme una recrudescenza del fenomeno che vede protagonisti da mesi i Maranza. L'intervista con il questore di Trieste, Lilia Fredella. Il fatto che i coltelli siano, se non una nuova tipologia di presenza e anche di possibilità di aggressione, è stato certificato dal nuovo decreto sicurezza, per il quale insomma esistono delle precise normative che devono essere rispettate, per cui certamente i coltelli sono una preoccupazione, però insomma lavoriamo anche su quello. Dalle lame ai bastoni, dalle mannaie alle mazze chiodate, come quel famoso arsenale trovato a inizio anno da una troupe della nostra emittente fra le siepi di Piazza del Perugino. Sempre più spesso, durante le risse, spuntano i coltelli e altri strumenti di offesa. Quasi sempre i protagonisti sono i Maranza, minorenni o appena maggiorenni. E tanto alcol a veicolare gli episodi di violenza. La primavera ha messo a dura prova le forze di polizia, spesso intervenute di sera e di notte nel pieno centro cittadino di Trieste per sedare le risse o alla caccia dei responsabili delle violenze. Un allarme che ha portato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a ristabilire la vigilanza degli steward nella zona della Movida, da piazza Ponte Rosso fino a via del Lazzaretto Vecchio. Con l'estate verranno anche rafforzati i controlli di polizia e carabinieri con dei presidi mobili nelle zone calde della città. Sì, glielo confermo, sì. Tutte le zone di maggiore aggregazione. Fra le aree di Trieste dove la situazione è più critica c'è Piazza del Perugino. Nelle ultime ore i residenti della zona hanno rivolto l'ennesimo appello alla nostra emittente per veicolare un messaggio: vogliamo più sicurezza. Quasi ogni notte la piazza è invasa da Maranza che ascoltano musica ad alto volume. Spesso negli ultimi anni, fino ad oggi, abbiamo documentato episodi di violenza anche gravi. Allora io lo capisco e credo che abbiano anche ragione. Dovunque vengano rappresentate delle situazioni noi cerchiamo di intervenire. Non sempre possiamo garantire un servizio fisso in una piazza piuttosto che un'altra, probabilmente perché siamo anche un po' concentrati a seguire i momenti da una parte e dall'altra, però certamente i cittadini se riscontrano qualcosa, anzi colgo l'occasione perché l'abbiamo pubblicizzata recentemente, anche la nostra app YouPoll con la quale si può chiamare in diretta il 112 e si possono anche caricare dei video. Io non voglio competere con gli organi di stampa e con i video, però magari l'hanno mandato a voi e non hanno chiamato noi. Allora tutte e due le cose, fanno bene a comunicarlo a voi perché è giusto che si sappiano le cose, però magari se ce lo dicono anche a noi in diretta interveniamo più celermente. E grazie a un accordo sottoscritto con il Comune di Trieste, la Questura avrà accesso diretto alle registrazioni delle telecamere pubbliche, intesa che consentirà di sveltire i processi di indagine seguendo l'esempio delle grandi città italiane come Roma e Milano. Ancora Gianluca Paladini. Bravi.
Adesso c'è anche a Trieste, quindi direi rientriamo a pieno titolo nelle città più organizzate. Sottoscritto fra la Questura e il Comune di Trieste l'accordo della durata di 3 anni che disciplina l'utilizzo delle immagini di videosorveglianza delle telecamere pubbliche. Niente più passaggi al comando della Polizia Locale di Via Revoltella per acquisire i video. D'ora in poi la Questura potrà accedere tramite credenziali dedicate ai sistemi di autenticazione protetti alla visualizzazione indiretta delle telecamere autorizzate, alla consultazione dell'archivio video e allo scaricamento dei filmati autorizzati. Meno burocrazia dunque per consentire di velocizzare le operazioni di visione delle immagini, favorendo l'attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché la gestione quotidiana dell'ordine pubblico. Inoltre, l'intesa autorizza la Polizia Locale a istituire nel proprio comando un posto di fotosegnalamento. La Questura si occuperà della formazione di almeno 20 operatori del Corpo Municipale per l'esecuzione delle procedure. Tutti gli accessi, le visualizzazioni e i download saranno rigorosamente registrati. A Trieste questa collaborazione c'è, è presente, anzi è in crescita. Cerchiamo veramente di utilizzare ogni strumento possibile per lavorare assieme nel modo migliore possibile. Questo protocollo ne è una testimonianza importante. La parte delle immagini, dell'estrapolazione delle immagini è sempre stata disponibile, però certamente era un aggravio di lavoro per la Polizia Locale e ovviamente un passaggio di tempo, cioè venire negli uffici della Polizia Locale, scaricare le immagini e riportarle in questura ovviamente implicava un certo lasso di tempo, invece così sarà una cosa più immediata. Per la parte invece che riguarda il fotosegnalamento è una velocità maggiore per la Polizia Locale effettuare il fotosegnalamento e in questo caso mi sono dimenticata prima nell'interlocuzione di ricordare che dipende dalla direzione centrale per la Polizia Scientifica e la Polizia Cibernetica l'autorizzazione a consentire alle polizie locali di effettuare questo tipo di fotosegnalamento. Massiccia operazione della polizia slovena nella notte nell'area di Bertocchi, a poca distanza dal confine di Rabuiese, per un bancomat fatto esplodere nella frazione di Capodistria. Posti di blocco anche in direzione dell'Italia. Una fortissima esplosione nel cuore della notte, quella che ha svegliato i residenti di Bertocchi, frazione di Capodistria, poco distante dal confine muggesano di Rabuiese. Una banda di professionisti ha fatto saltare il bancomat dislocato proprio a fianco dell'ingresso del supermercato Mercator. Se le immagini del day after potrebbero far pensare addirittura a una ristrutturazione del foro commerciale, quelle pubblicate di prima mattina dal Primorski Dnevnik forniscono chiara testimonianza di quanto sia stata violenta la carica che ha fatto saltare la cassa blindata dell'erogatore di contanti. L'episodio è avvenuto alle 2:55 del mattino ed ha immediatamente messo in allarme la polizia di Capodistria, che ha immediatamente fatto scattare dei blocchi stradali sia in direzione dell'Italia che dell'interno della provincia slovena per intercettare la banda in fuga. Non è escluso che i ladri abbiano utilizzato un valico agricolo o minore per sfuggire alle volanti. Ora il lavoro di investigazione spetta alla polizia slovena, coadiuvata sul posto dal reparto degli artificieri, che hanno raccolto tutte le possibili informazioni e tracce dell'esplosivo utilizzato dai soliti ignoti. Allora, notizia relativa a un investimento pedonale avvenuto poco prima delle 18:30 in via Carducci. Un giovane dell'apparente età di 15 anni è stato investito mentre attraversava la via con il semaforo rosso da un furgone. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Pare che le sue condizioni non siano gravi. Forti rallentamenti sul posto con intervento della polizia locale, oltre a quello delle ambulanze. Andiamo avanti invece con l'ordinanza contingibile e urgente diramata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare dal Presidente della Regione Fedriga, di concerto con l'assessore alla salute Riccardi, relativamente all'ondata di caldo in arrivo. In considerazione delle elevate temperature e dei rischi derivanti dallo stress termico e dai colpi di calore, dispone il divieto di svolgere attività lavorative all'aperto dalle 12:30 alle 16, dal 16 di giugno, vale a dire da domani, al 15 settembre di quest'anno nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e stradali, nonché nelle cave. La misura si applica limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio pubblicata sulla piattaforma Work Climate riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa alle ore 12 segnali un livello di rischio alto. L'ordinanza prevede inoltre che il divieto non trovi applicazione per le pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio
servizi e relativi appaltatori quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che vengano adottate adeguate misure organizzative e operative utili a ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature. Un'ordinanza arrivata anche a seguito di un altro sforamento dei livelli di ozono e naturalmente delle previsioni dell'Osmer ARPA regionale che fanno pensare a grande caldo per le prossime settimane in tutto il Friuli Venezia Giulia. Assemblea di lavoratori questa mattina allo stabilimento Startech della zona industriale di Trieste per fare il punto sulla situazione di azienda e lavoratori. Ancora troppa incertezza sul futuro di Startech. È il quadro emerso nell'assemblea di lavoratori in cui i sindacati e le maestranze dell'azienda, che opera nell'ambito delle tecnologie avanzate, si sono confrontati sulla possibilità di ingresso a breve di nuovi partner in azienda e conseguentemente sul futuro piano industriale. L'assemblea ha fotografato una situazione di forte preoccupazione, anche perché le novità emerse nel confronto al Ministero qualche giorno fa non sono sufficienti a farci dire che oggi la situazione sia stata messa in sicurezza. È venuto fuori di fatto un cliente, un possibile socio di nuovo ingresso che potrebbe entrare entro la fine del mese corrente con un'iniezione di liquidità pari a 2-3 milioni di euro che se da un lato metterebbe una pezza momentanea, dall'altro per completare questo piano industriale ci vogliono ancora, per dichiarazione dell'amministratore unico, circa 45 milioni di euro. È evidente che il quadro è ancora incerto. Dal punto di vista degli stipendi, confermate le rassicurazioni sui pagamenti entro le normali scadenze da parte della dirigenza. Allo stesso tempo però a fine giugno scade il contratto di solidarietà. In questo senso il fronte sindacale ha chiesto certezze sull'ingresso dei nuovi soci prima di avvallare l'accordo. Si parla del fondo american-libanese Multilane, ma anche della società di private equity Stellex Capital, anche questa americana. La prossima tappa è proprio quello che abbiamo incalzato insieme al Ministero, il fatto che ci sia concretezza sull'ingresso quantomeno di questo primo nuovo socio per poter cominciare a discutere in maniera serena della proroga del contratto di solidarietà, che è indispensabile per cercare di garantire a livello salariale i lavoratori. Ed ora la pagina politica. Angelo Lippi, referente del Comitato di Trieste di Futuro Nazionale, ha commentato oggi ai nostri microfoni le affermazioni del generale Vannacci sul femminicidio che hanno innescato una bufera politica a livello nazionale. Bernardo Gulotta. Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Hanno fatto discutere le parole espresse dal generale Roberto Vannacci dal palco dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, quando ha trattato il termine femminicidio, affermando che questo termine non esiste, poiché un reato non è da considerare più o meno grave in base al sesso, colore della pelle o religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Vannacci ne aveva parlato durante una conferenza pre-congresso, dichiarazioni che sono rimbalzate a mezzo stampa con tanto di polverone politico, per così dire inevitabile. A fargli eco anche il referente del Comitato di Trieste Angelo Lippi, che sia sul piano personale che partitico si ritrova nelle parole del generale principalmente sotto un profilo giuridico. Colgo l'occasione per esprimere la mia opinione sul reato di femminicidio, che è mia, strettamente personale, non è ufficiale del partito ovviamente, e spero anche di non suscitare le ire di alcune donne, le quali va sempre, ricordiamoci, il massimo rispetto e la solidarietà fattiva, perché i soprusi di violenze sono sempre maggiori e nel tempo hanno dovuto subire appunto queste violenze spesso taciute. E detto questo, però, io affermo che non sono d'accordo sul reato di femminicidio, come si è espresso anche d'altronde il generale, perché secondo me non deve aggravare la condanna di un assassino o un'assassina, perché tutto ciò è già regolamentato. Io non sono un giurista, ma insomma ci vuole poco per documentarsi dagli articoli del Codice Civile, il 575, il 572, il 612 bis, che già puniscono con pene che possono arrivare all'ergastolo in presenza di aggravanti come maltrattamenti o stalking. Queste norme di fatto, ecco che mi rifaccio appunto già ai Vannacci, coprono già i casi in cui una donna è uccisa in quanto tale, in quanto donna, e non c'è, a mio avviso, la necessità di un reato autonomo e di un'aggravante specifica che introduca distinzioni basate sul sesso della vittima. Poi aggiungo anche che ciò
sembra di capire, sia anche potenzialmente un principio di disuguaglianza e sia tendenzialmente anche incostituzionale. Allora, nasce l'Excellence Academy di Generali, polo globale per intelligenza artificiale e nuove competenze, che avrà sede a Trieste, a Palazzo Berlam, e formerà 90.000 dipendenti del gruppo della Compagnia del Leone. Ancora Bernardo Gulot. Il gruppo Generali ha annunciato il lancio della Generali Excellence Academy, una nuova struttura globale dedicata alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti del gruppo. L'iniziativa si inserisce nel piano strategico triennale Lifetime Partner 27 Driving Excellence e punta a sostenere la trasformazione aziendale attraverso lo sviluppo delle competenze. La sede dell'Academy sarà Palazzo Berlam, che nel 2026 celebra il centenario dall'avvio della sua costruzione. Il nuovo modello formativo sarà rivolto a tutte le persone di Generali e offrirà percorsi di apprendimento integrati per favorire l'acquisizione di competenze strategiche, tecniche e manageriali. L'Academy si baserà su una governance coordinata a livello internazionale, sulla condivisione delle migliori pratiche tra le diverse business unit e su un catalogo formativo unico. Prevista anche una faculty interna composta da manager ed esperti del gruppo, mentre l'impiego dell'intelligenza artificiale consentirà di personalizzare e ampliare l'offerta didattica. Noi si avesse prima delle academy sui singoli paesi, oggi invece si fa un investimento anche a livello di gruppo, è molto importante anche per gli aspetti che abbiamo menzionato, cioè gli aspetti di cultura, comportamentali, nelle relazioni con i clienti, eccetera, eccetera. Ed è anche importante per creare quella, quando parliamo dei più giovani, quella categoria, di talenti che poi saranno i leader del gruppo domani. Nel 2025 l'indice di upskilling del gruppo ha raggiunto il 31% con l'obiettivo di superare il 90% entro il 2027. Nello stesso anno gli investimenti in formazione sono saliti a 74 milioni di euro rispetto ai 62,5 milioni del 2024. Il presidente di Generali Andrea Sironi ha ribadito una volta di più il legame che il gruppo ha con la città di Trieste. Trieste è la città dove siamo nati, dove abbiamo la sede legale, dove lavorano 2000 persone, dove continuiamo a investire. Abbiamo recentemente inaugurato una cattedra all'università, io vengo spesso al MIP, ad altre istituzioni, c'è l'investimento in Carciotti, io voglio fugare ogni dubbio su questo o timori, è la nostra città dove siamo nati e dove abbiamo le radici. Allora, la chiusura del tratto basso di via Commerciale a Trieste per lavori a Cegas comporterà da domani, martedì 16 giugno, modifiche ai percorsi delle linee degli autobus 28, 30 e 64. Da domani, martedì 16 giugno, a partire dalle 9 fino al termine dei lavori a Cegas, APS e AMGA, la chiusura del traffico del tratto di via Commerciale tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio comporterà modifiche al servizio di trasporto pubblico locale. Le variazioni interesseranno le linee 28 e 64, oltre alla linea 30, limitatamente alle corse serali dopo le 22 e a quelle festive. Gli autobus saranno deviati lungo percorsi alternativi. In direzione via Giorgioli i mezzi attraverseranno via Ghega, Piazza della Libertà, via Sant'Anastasio per poi salire in via Commerciale. In direzione centro città il percorso obbliga il transito in via Pauliana, via Udine e via Rittmeier a seconda della linea e della direzione di marcia. Contestualmente saranno attivate alcune fermate provvisorie. Le linee 64 e 30 dirette verso Picina e via dei Giaggioli effettueranno una nuova fermata in via Filzi 17, mentre sarà temporaneamente soppressa quella di via Filzi 23. Prevista inoltre una fermata in Piazza della Libertà all'altezza del Civico 3 e una aggiuntiva in via Pauliana 12 per le corse dirette verso il centro città. I dettagli delle deviazioni e gli orari aggiornati sono consultabili sul sito di Trieste Trasporti e sul travel planner di TPL FVG. L'ospedale maggiore di Trieste è fra i 140 ospedali italiani che hanno aderito all'Open Day del 15 giugno sull'emicrania con visite diagnostiche gratuite. Una giornata dedicata all'emicrania con servizi clinico-diagnostici gratuiti e informativi. Il 15 giugno anche l'ospedale maggiore di Trieste, come altri 139 in tutta Italia, ha aderito all'Open Day dedicato a questa patologia ancora poco conosciuta e sottovalutata. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ed efficace ai percorsi di diagnosi e cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
L'emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. La malattia interessa il 14% della popolazione mondiale. In Italia si stima siano 6 milioni le persone affette da emicrania, il 70% sono donne. Per la prima volta abbiamo un tecnico specializzato dell'INPS che direttamente nei nostri ambulatori fornisce delle informazioni sulla parte legislativa che sono correlate all'invalidità nei pazienti con emicrania cronica. È un evento che serve per sensibilizzare la popolazione generale a capire quanto importante è la presa in carico del paziente con emicrania cronica in tempi rapidi. Oggi questo è possibile perché abbiamo un ambulatorio dedicato che si chiama Ambulatorio Cefalea Cronica, che è stato aperto recentemente da pochi mesi in clinica neurologica. I trattamenti sono due, sono trattamenti farmacologici e non farmacologici, entrambi sono efficaci. Il trattamento per emicrania è un trattamento che deve essere come un vestito, deve essere cucito intorno al paziente in relazione alle esigenze del paziente e in relazione a quello che per quel paziente va meglio. Quindi spessissimo noi combiniamo il trattamento farmacologico con il non farmacologico ed entrambi naturalmente hanno un effetto combinato e sinergico. Le persone interessate hanno potuto prenotarsi e accedere alla visita gratuita grazie al supporto di Asugi, della clinica neurologica e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste. Bene, allora proseguiamo con... anzi no, ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Seconda parte del notiziario di Tele4 che si apre con la pagina sportiva, doppio conto alla rovescia fra 1000 incognite per l'iscrizione al campionato di Triestina e Pallacanestro Trieste, un paletto diciamo da superare che ad ogni modo chiarirà anche il futuro delle società, non solo l'effettiva iscrizione o meno ai campionati di A1 e di Serie D. Iscrizioni al campionato di A1 di pallacanestro e di Serie D di calcio. Due scadenze fissate per il 26 giugno e il 10 di luglio, due termini ultimi che chiariranno in tutto o in parte lo scenario sportivo delle due società. Nel caso della Pallaspicchi tutto dipenderà dalla decisione finale di Paul Matiasic. Se dovesse decidere di cedere a Gianluca Mauro o all'altra cordata che rimane silente, i passi necessari al passaggio di proprietà dovrebbero essere formalizzati a brevissimo. In alternativa o la l'avvocato di San Francisco deciderà di rimanere alla guida del club triestino per un anno ancora, altrimenti si sposterà a Roma con il titolo sportivo. Un primo passo in questo senso potrebbe essere quello di iscrivere la società con il Palaeur di Roma come campo di riferimento, mettendo così la FIP di fronte al fatto compiuto relativo all'indisponibilità del Palarubini dopo non aver partecipato al bando. L'alternativa del passaggio a Roma, lasciando la 1 a Trieste, sarebbe quella di un fantomatico titolo di massima serie già acquisito, cosa al momento vicina alla fantascienza. Sul fronte calcistico invece c'è più tempo, ma anche qui gli inghippi non mancano. Ci sono ancora 6 milioni di euro da saldare e gli occhi della procura puntati sulla gestione. C'è l'indagine per riciclaggio orientata soprattutto all'estero che non si concluderà prima di diversi mesi, ma c'è pure la questione delle bozze di fideiussione non idonee per saldare il debito con il comune per Rocco e utenze. Dunque la necessità di attivare un nuovo conto bancario visto il blocco di quello della società e saldare gli stipendi dei tesserati in tempo per l'iscrizione. Infine l'indicazione del campo di gioco all'atto della formalizzazione della partecipazione alla Serie D. Considerando l'attuale impasse sullo stadio Rocco, è molto probabile che come primo campo ne venga indicato un altro, si parla di Monfalcone o Gradisca, iscrivendo lo stadio dedicato al Paron come seconda opzione per poi risolvere l'impasse con il comune di Trieste nei mesi successivi. Allora, il triestino Berardo De Giorgio si è affermato vincendo il titolo mondiale nei campionati di apnea dinamica indoor che si stanno svolgendo a Novi Sad in Serbia nella specialità master nella sua categoria dai 70 anni in su. Rappresentante del circolo sommozzatori di Trieste, il primo triestino a raggiungere questo podio e come lui stesso afferma non conta l'età ma l'impegno, la voglia di stare in acqua, la modestia, seguendo le tecniche anche innovativa che questa disciplina richiede, respirazione, rilassamento, introspezione e sperimentazione di rinnovate attrezzature. Quindi complimenti a questo triestino che continua a fare sport ad altissimi livelli nonostante l'età.
A Canestro per la ricerca, terza edizione, torna l'evento benefico volto a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Appuntamento domani sera alle 19:30 al Don Bistrò di Trieste. I fautori sono, come nelle scorse edizioni, due grandi della pallacanestro triestina come Stefano Bossi e Francesco Candussi. A Canestro per la ricerca torna l'importante iniziativa, giunta ormai alla terza edizione, per promuovere la ricerca contro il cancro e ovviamente favorire anche tutti quegli eventi, quelle manifestazioni di solidarietà da parte della cittadinanza che sono sempre indispensabili. Sì, torniamo anche quest'anno con la terza edizione di A Canestro per la ricerca. Per noi è un onore essere sul territorio triestino assieme a Francesco Candussi e mio fratello, donando chiaramente fondi per la ricerca non solo tramite la cena ma anche appunto tramite altri eventi sportivi che verranno fatti durante l'estate. Per noi appunto è fantastico, parlo per me e mio fratello, ricordare nostro papà e fare del bene sia appunto per la ricerca ma anche tornare al territorio triestino che sempre ci è stato vicino in ambito sportivo e pallacanestro. Ringrazio anche Francesco che mi è sempre vicino, ringrazio Emanuela Sorci di AIRC appunto, con la quale sto collaborando da 3 anni. Quest'anno appunto saremo al Don Bistrò, una location fantastica, ringrazio Alex Vitez che ci ospiterà e siamo pronti appunto per questo evento. Sarà una cena appunto di beneficenza con la lotteria premio e un'asta solidale. Ci sono ancora pochi posti disponibili, quindi la mail la trovate sui nostri canali social per contattare, per trovare ancora qualche posto, e vi aspettiamo numerosi. Allora, Despar Nord celebra i giubilei dei dipendenti, un appuntamento dedicato alle persone e ai loro percorsi professionali in azienda. Si è svolta anche quest'anno la cerimonia dei giubilei di Despar Nord, l'iniziativa che celebra i collaboratori con importanti anzianità aziendali e i colleghi che hanno raggiunto il traguardo della pensione. L'edizione del Friuli Venezia Giulia si è tenuta presso la suggestiva cornice di Fondazione Villa Ruschitz a Capriva del Friuli, nel Colle Goriziano, e ha coinvolto 219 collaboratori. I riconoscimenti sono stati assegnati a 22 pensionati e 197 colleghi in servizio che hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità aziendale. Tra i premiati della giornata anche Fabrizio Cicero, direttore regionale Friuli Venezia Giulia di Despar Nord, che ha raggiunto il significativo traguardo dei 35 anni di attività in azienda. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Vi rimando alle prossime edizioni e naturalmente a domani mattina alle ore 7. Sveglia Trieste, restate con noi.